Antonio Miclavez, sono arrivate di SMS. Allora, come dicono a casa si può eliminare il debito pubblico? Con una legge, tanto da solo si eliminerà, è già successo nel dopoguerra, è successo fra le due guerre, il debito pubblico si elimina da solo, quindi conviene eliminarlo adesso, il 90% dei titoli hanno le banche, il 10% dei cittadini verrà rifuso. Fino a una legge, io l'ho chiamata legge Robin Hood, elimina il debito pubblico, si riparte col denaro creato dalla banca centrale senza titoli di Stato. Tu dici, tanto le guerre hanno già eliminato il debito pubblico. O arriva la guerra che lo fa saltare o salta, come i nostri nonni hanno tutti quanti quel titolone di debito pubblico lì a casa. Però il divertente è che gestire il denaro basterebbe avere, ci sono 5.000 province, 2 banche per provincia, 10.000 banche, una banca non costa mai di più di 1 milione all'anno perché basta un software bancario, 4 dipendenti eccetera. 10 miliardi per gestire la finanza italiana. Bene. Stiamo spendendo oggigiorno 685 miliardi, che è il bilancio statale, quindi il nostro Stato, e qua finisco, se creasse il suo denaro, lo gestisse, spenderebbe 10 miliardi invece di 685, quanto serve per mantenere lo Stato? Niente più tasse, niente più multe, niente più gabelle, niente più privatizzazioni. Fine. Bene, torneremo su questo argomento, perché a casa sento che sono interessato.